Tutto bene. Buongiorno Chiesa. Tutto bene? Oggi è una giornata molto speciale, molto diversa. I nostri bambini partono oggi per il campeggio. I genitori già stanno sistemando i bagagli, preparando le cose, anche i monitori. E oggi vogliamo anche pregare per questo campeggio. E è prezioso vedere quando possiamo vedere e sentire i nostri bambini che crescono con questo timore e amore ao nostro Dio. E noi siamo qua oggi per lodare, per offrire un culto al nostro Dio e allo stesso tempo intercedere per questo che Dio farà in questo campeggio. Siamo più o meno 25 bambini, più i monitori, una cinquantina di persone e le nostre preghiere sono fondamentali questo. Possiamo iniziare il culto? Possiamo pregare? Tu che sei a casa, che possa seguirci e vivere questa esperienza con il nostro Dio. Chiudi i tuoi occhi. Preghiamo. Nostro Padre, siamo qui questa mattina a adorarti. Siamo qui, oh Padre, per offrirti un culto. E offrire la nostra vita, la nostra storia, quello che tu desideri, oh Padre. Ti ringraziamo perché tu ci sei qua in mezzo a noi e questo culto, Padre, è la nostra offerta, la nostra vita a te. E questo culto, Padre, è un desiderio nostro di adorarti. Tu sei un Dio degno di tutta la lode e di tutta l'adorazione. Perciò, Padre, che la nostra vita possa essere consacrata, pura, santa, ai tuoi occhi. E che o desiderio do nostro cuore, Padre, è essere come Gesù, simile a Cristo Gesù. Grazie, Padre, perché questa opportunità che tu ci dai è un privilegio e che possiamo vivere e godere bene, Padre, come tu desideri e come tu sogni. Possiamo vivere, Padre, questo culto per te, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi, possiamo cantare, possiamo adorare, parleremo della grazia del Signore, questa è la tua grazia e è su questo cantico che vogliamo oggi esprimere questa adorazione al nostro Dio. Amen? Cantiamo e adoriamo e offriamo questo momento di adorazione al nostro Dio. Il vince il buio ed il peccato, il cui amore è così grande, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Cantiamo chi scuote tutto, Chi scuote tutto, il mondo intero, che ci stupisce in ogni istante, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. cantiamo a Lui Chiesa, che spazza via, che spazza via la confusione, che ci ha reso Suoi figli e figlie, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re, chi guida il mondo con la giustizia, il cui splendore è come il sole, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Cantiamo, questa è la grazia, questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me.
siamo degno. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno, degno, degno sei, questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Ma in chiesa, chi è contento di essere qua oggi? Chi ha voglia di lodare il nostro Signore? Chi ha voglia di dichiarare che il nostro Signore è santo, è grande, è potente? Qua siamo riuniti per un obiettivo, no? Lodare il nostro Signore, offrire un culto a Lui. E questa è un'opportunità grandissima. Per quelli che non sanno, io e la mia moglie Marcia siamo stati a Brasile per 3 settimane. E quello che ci è più mancato era questo momento. Sai, un momento di poter essere come chiesa, di poter essere in famiglia, di poter offrire un culto al nostro Signore. Quindi che lo facciamo sempre con gioia, perché questo momento è un momento importantissimo. Ovvio, abbiamo tutta la settimana per lodare il nostro Signore, abbiamo tutta la settimana per offrire a Lui la nostra vita, quello che siamo, quello che abbiamo, ma il momento di culto è un momento molto importante e noi sappiamo quanto questo ci ha mancato, quindi quando veniamo qui abbiamo voglia di offrire tutto che abbiamo, tutto che siamo a Lui. Gesù, in tua presenza siamo riuniti qui, tuo viso contempliamo e arrendiamoci a te, perché un dì la tua morte ci portò la vita, non ho completo accesso al cuore del Padre, Quello che separava mai più separerà, la luce una volta spenta ora brilla e sempre forte brillerà. Per adorarti, per rendere grande il tuo nome, dare la lode che a te è dovuta. Siamo riuniti qui. Cantiamo Gesù. Gesù, in tua presenza siamo riuniti qui, e il tuo viso contempliamo, arrendiamoci a te, poiché un dì la tua morte ci portò alla vita e donò completo accesso al cuore del Padre. Il velo che separava mai più separerà, la luce una volta spenta ora brilla e sempre forte brillerà. Per adorarti, per rendere
velo che separava. Quello che separava mai più separerà. La luce una volta spenta ora brilla e sempre forte brillerà. Cantiamo noi per adorarti. Per adorarti e rendere grande il tuo nome, dare la lode che a te è dovuta. Siamo riuniti qui, siamo riuniti qui, siamo riuniti qui. Non c'è nulla che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva, la presenza tua. Cantiamo che solo con Lui. È solo con te, sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. La presenza tua. Cantiamo Santo Spirito. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa ai nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Di te. Cantiamo Non c'è nulla che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva, la presenza tua. Cantiamo solo con te. È solo con te, sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. La presenza tua. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa ai nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la
essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Di te. Di te. Di te. Oh Signore, riempi la tua Chiesa questa mattina, Padre, della tua presenza, della tua gloria, del tuo amore, del tuo onore, Padre, che ognuno di noi possa essere presente qui alla tua presenza e potersi consegnare a te, Padre, che possiamo svuotarci di noi e riempirci di te, che possiamo svuotarci del nostro orgoglio e riempirci del tuo amore, di riempirci di tutto quello che fa parte di te, Padre. Ti ringrazio per questa lode, per questa adorazione, Padre, che va a te, Signore. La tua Chiesa è qua questa mattina che ti adora, che ti ama in sincerità e in verità, Padre. E ti ringrazio per questo, Signore. Ti ringrazio perché ancora oggi ci sono dei veri adoratori, Signore. Ancora oggi c'è la Chiesa che ti ama e che vuole fare la tua volontà, Padre. Che possiamo riempirci del tuo coraggio, della tua persistenza, Padre. Che possiamo riempirci sempre di più di te, Padre. Che possiamo confidare in te, Padre, che possiamo vincere tutte le lotte e le battaglie che ci si presenteranno davanti, Padre, perché tu sei con noi, Signore. Niente oltre a te ha potere su questo mondo, Signore. Quindi che possiamo ricevere questa convinzione, la convinzione che tu vinci ogni cosa, Signore, ogni muro che avremo davanti, tu sei in grado di abbatterlo, Padre. Che questa mattina si possano abbattere tutti i muri che ci sono tra noi e te, tutti i muri che ci sono tra noi fratelli, tra noi sorelle, Padre, che possano venire abbattuti tutti questi, Signore. Che la tua potenza possa manifestarsi e che noi possiamo risplendere della tua gloria, Padre, nel nome santo di Gesù. Amen. Lottiamo con la nostra fede e nulla ci resisterà mentre adoriamo. Anche in mezzo alle tribolazioni, il nostro Dio è vincitore, noi lo adoriamo. Vittorioso sei, nella tempesta stai, tuo nome infallibile, i regni crollano, tuo trono sempre
cielo, noi proclamiamo Dio potente sei, Dio grande sei, come un tuono impetuoso, Dio potente sei, Dio grande sei, venga il cielo, noi proclamiamo Dio potente sei, Dio grande sei, come un tuono impetuoso, Dio potente sei, Dio grande sei, venga il cielo, noi proclamiamo Dio potente sei, Dio grande sei, vittorioso sei, nella tempesta stai, tuo nome infallibile, i regni crollano, tuo trono sempre sta, tuo nome mai cambierà. Cambierà, mai cambierà, Oddio, il tuo nome mai cambia, Signore, anche quando siamo in mezzo alla tempesta, Padre, in medio alle difficoltà, Signore, anche quando la nostra vita non va così bene, Signore, sappiamo che il Signore è lì, Padre. Sappiamo che quando c'è una tempesta forte c'è il Signore di fianco a noi, sappiamo che il Signore mai mancherà nelle nostre vite, Signore. Quindi quando cantiamo, Signore, questa canzone, quando cantiamo, leggiamo questo testo, non sono parole che appena parliamo, ma sono verità che entrano dentro delle nostre vite, Signore. Sono verità, Signore, che cantiamo con fede, Padre, che cantiamo con certezza, perché sappiamo che siamo figli di un Dio potente, che siamo figli, Signore, di un Dio grandioso, vittorioso, Signore. Che il tuo nome sia infallibile, Padre, che il tuo trono è sempre lì, Padre, forte, Signore. Questo, Padre, è la nostra fede. L'abbiamo nel Signore perché sappiamo che in te tutto è possibile, Padre. Per quello che dobbiamo cantare con forza, con fede, con amore. Vittorioso. Vittorioso sei, nella tempesta stai, tuo nome
grazie, Signore, perché il tuo nome mai cambierà, Signore, perché il Signore è qua, perché sappiamo che il Signore ha dato il tuo Figlio, il Signore, per noi, quello sacrificio perfetto che ci ha portato la grazia, ci ha portato il tuo amore. Per questo ti ringraziamo. Chiediamo, Signore, da continuare con noi, Signore, da continuare a parlare, Signore, in questo culto, nelle nostre vite. Vogliamo sentire la tua voce, vogliamo, Padre, capire un po' di più di te, del tuo regno, di quello che hai per noi, Signore. Ti chiediamo, Padre, continua qua, Signore, continua con il tuo Spirito Santo, con la tua presenza. Ti invitiamo, Signore, come Chiesa ad essere qui, Signore, perché te sei quello che stiamo aspettando, Padre. Per questo ti ringraziamo nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedere. Amém, Chiesa? Quando cantiamo le canzoni come questa, dobbiamo sapere e percepire che noi stiamo in una battaglia. Su questo che vogliamo camminare questa mattina, o senso che viviamo in una battaglia. Tante volte noi ci convertiamo, conosciamo Gesù e pensiamo che stiamo entrando in una festa, in una passeggiata, ma la vita cristiana è una battaglia dopo l'altra battaglia. E qua oggi vorrei camminare con voi nel senso di che per stare in una battaglia dobbiamo essere dei soldati veri soldati, forti. E stiamo vivendo una generazione oggi molto debole, molto fragile, e noi non possiamo vivere una generazione debole e fragile, ma vivere veramente degli uomini veri. Io, Eliseo e Luciano siamo stati questo ultimo weekend, no? Weekend no, gli ultimi quattro giorni, e una storia molto interessante, dopo faremo la testimonianza qua, dove abbiamo imparato quanto è importante essere uomo forte. E su questo che vogliamo camminare oggi, questo è il cantico, no? È come un tuono, abbiamo un Dio potente, un Dio grande, e è così la vita, dobbiamo sapere che io mi affido di un Dio che può tutto e voglio usare la mia vita in quello che veramente Lui sta mi guidando, no? Leggiamo il testo di 2 Timoteo, capitolo 1, dal versetto 6 a 9. 2 Timoteo 1, 6 a 9. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te. Ossia, Dio ci ha dato un dono, è in noi, e questo dono che abbiamo ricevuto, che è in te, mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti ci ha dato un spirito non spirito di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me, solo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Ele ci ha salvati e ci ha rivolto a una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. Nostro Padre, vogliamo camminare nella tua parola, nelle sfide che tu ci hai insegnato. E lo Spirito Santo, Padre, nella potenza dello Spirito, guidati dallo Spirito, vogliamo vivere questo momento. Guidaci e quello che vogliamo ascoltare, che sia tuo, nel nome di Gesù. Amém, Signore. Che cosa impariamo qua? Che abbiamo un Spirito, lo Spirito Santo in noi, con quali tre caratteristiche? Forza, buongiorno, tutto bene? Forza, amore e autocontrollo. Questo spirito nella nostra vita noi dobbiamo manifestare, come dice il testo, ravvivare, dobbiamo permettere che lo Spirito Santo possa avere sopravvento nella nostra vita e guidarci a ogni camminata e ogni storia. Perciò è interessante, come abbiamo parlato all'inizio, perché quando ci siamo convertiti siamo entrati in una battaglia molto grande. E è importante fare un sguardo indietro per vedere tante cose che già abbiamo conquistato. Ma allo stesso tempo devo fare un sguardo avanti perché la battaglia continua. E quanti di noi già pensiamo, sono arrivato a una certa età, già sono tranquillo e adesso mi tranquillizzo com a calma.
La vita cristiana finirà soltanto quando andiamo in quella famosa bara alla presenza di Dio eternamente e lì continueremo a lodare e a servire o nostro Dio. Ma mentre siamo qua, stiamo in una battaglia molto grande. Perciò io devo sapere che la battaglia è profonda e io devo inserire nella mia vita le priorità che sono prioritarie. Ossia, io non devo perdere la mia vita con tanti svaghi e con tante situazioni nei miei pensieri che mi allontanano dalla priorità di avere questa battaglia con il nostro Signore. Perciò il prioritario è quello che io devo vivere. E quello prioritario è la mia responsabilità in agire e manifestare. E è questo prioritario che dobbiamo camminare. E quello che eu vorrei camminare oggi è come uomini coraggiosi. E camminare com uomini coraggiosi è sapere che dobbiamo avere coraggio di affrontare e combattere le battaglie che il Signore ci ha donato. E ci sono le battaglie anche che sono dentro di noi, che noi dobbiamo imparare a vivere. Perciò che nella Bibbia noi troviamo tante storie di personaggi biblici, ma sono tutte storie di personaggi che hanno avuto il coraggio di affrontare una battaglia. Ossia, loro hanno avuto una battaglia, ma nel coraggio con la presenza dello Spirito Santo hanno affrontato quella storia. Chi si ricorda di una storia molto classica? Di un personaggio che era piccolo, un adolescente, che c'era un gigante davanti. Come si chiamava lui? Era Davide, che c'era una battaglia grande, impossibile ai suoi occhi, ma con la presenza del Signore affronta. Perciò uomini coraggiosi è che devono entrare e affrontare le battaglie. Perciò com forza, com coraggio, com amore e com autocontrollo, è lì che io comincio a vivere questa esperienza di battaglia con il Signore. Come tu sei oggi come un uomo? Ti piace la battaglia o ti piace stare a casa tranquillo, sereno? Ti piace affrontare un gigante o preferisci stare lì pensando, ripensando e lasciare con gli altri? Ossia, Dio ci ha chiamato na battaglia e con questa battaglia ho bisogno di avere coraggio. E coraggio è qualcosa che viene fuori dalla mia capacità umana di sapere come affrontare la storia. E la prima caratteristica di questo coraggio qua, questo spirito di forza, vediamo qua in Prima Re, capitolo 18, o versetto 17 e 19, che dice così: appena Acabe vide Elia, lhe disse: sei tu colui che mette scompiglio in Israele? Elia rispose: non sono io che metto scompiglio in Israele, ma tu e la casa di tuo padre, perché avete abbandonato i comandamenti del Signore e tu sei andato dietro ai Baali. Adesso viene questo uomo di coraggio, che cosa dice? Adesso farò radunare tutto Israele presso di me sul Monte Carmelo insieme a quanto? 450 profeti di Baal e 400 profeti di Astarte che mangiano alla mensa di Isabel. Che cosa questo uomo decide di fare? Che cosa questo Elia decide di fare? Affrontare una battaglia. Un uomo con timore del Signore, un uomo nella dipendenza del Signore, dice: vieni qua adesso, io sono pronto per una battaglia. Noi abbiamo bisogno oggi di una generazione di uomini che siano pronti per affrontare le battaglie e anche dire: venite qua che io sono pronto per una battaglia. E nel nome del Signore faremo questa battaglia. Perciò avere davanti a sé una situazione molto più grande di noi stessi, ma dobbiamo affrontarla. Ossia, questo testo che ho lasciato lì. Márcia, vai avanti. Ossia, eu devo sapere che devo avere una situazione molto grande, molto più grande di noi stessi, ma devo affrontare. È questo il coraggio. Ossia, o coraggio è quando eu vedo una situazione molto più grande e eu estou pronto per affrontare. E noi abbiamo bisogno di uomini con queste caratteristiche. Perciò che Dio non fa un patto con i codardi. Oppure quelli che non hanno la priorità em Lui. Tu já hai percepito que tante volte tu pensa: ah, mas sembra que Deus não está usando a minha vida, sembra que Deus não está caminhando com me, porque Deus não faz um pacto com as pessoas que são codarde. Deus vuole lavorare com aqueles que são
coraggiosi. Perciò che Dio permette una sfida molto grande per vedere se quell'uomo lì è pronto per una battaglia oppure un codardo che si allontana dalla battaglia. Perciò Eli, in quel momento ali che mette scompiglio Israele, stava dicendo: può venire con me, sono pronto per questa battaglia. E noi dobbiamo imparare come uomini di Dio: può venire la prossima battaglia che io sono pronto per affrontare. Perciò Dio non fa un patto con i codardi. Dio non fa un pacto con le persone che la priorità non è Lui. La priorità si dimostra in modo visibile, dove o meu cuore acha que a priorità é o Senhor. E quando o meu cuore, a priorità é no Senhor, o Senhor vem a fare un patto con me, perché su di questa persona eu posso contar e questa persona è pronta per questa battaglia a combattere con me. Perciò che Dio ha fatto un patto con Davide, Dio ha fatto un patto con Mosè, Dio fece un patto con Giosuè e Dio faceva patto veramente con uomini coraggiosi. E Dio vuole fare un patto con te se tu vivi nel coraggio di affrontare le battaglie con il Signore. Ma se tu ce l'hai una vita, sta crollando qua. Vieni in questa battaglia con me qua. Ok, una battaglia vinta con un uomo coraggioso. Perciò Dio vuole degli uomini coraggiosi per continuare a fare la sua opera in questa terra, perché Dio continua delle battaglie. E adesso siamo noi a dire: Dio può contare su di me. Tu sei un uomo coraggioso? Tu sei un uomo quando viene la difficoltà e sta dicendo: può portare ancora più difficoltà che io sono pronto per il combattimento? O tu preferisci nascondersi nel momento delle difficoltà? Perciò Dio sta chiamando gli uomini coraggiosi. O patto di Dio significa benedizione. O patto di Dio significa la benedizione, o versare lo Spirito Santo sugli uomini, in modo che la battaglia sia vinta con Dio tramite la nostra vita, oppure con noi tramite la presenza dello Spirito Santo in noi. Perciò che Dio vuole benedire la nostra vita e fare un patto. Perciò io devo guardare che cosa è priorità nella mia vita e che cosa è importante nella mia vita. Tu oggi prendi una posizione di uomo o oggi tu prendi una posizione di un codardo che cerca di adattarsi a questo mondo che è maligno? Ah, ma se o mundo pensa in questo modo, io preferisco di non affrontare quella persona. Viviamo oggi questa filosofia che sono entrate nelle nostre chiese, queste mentalità che sono entrate nella nostra chiesa, che tante volte noi pensiamo: lascia stare, o mundo gira in questo modo. Ah, la parola do Signore è vecchia, è antica e oggi tutto deve essere aggiornato. Calma, la parola di Dio è la stessa, non è cambiato niente. Perciò io devo affrontare. Oggi viviamo una situazione molto triste, soprattutto nella mentalità giovane. O sesso oggi è: ho conosciuto una ragazza, un ragazzo, dopo il primo incontro, il quinto incontro, andare a letto con quello fidanzato è normale. Chi ha questa mentalità? Adesso nessuno alza la mano, che bello. Ossia, che è questa mentalità? Allontanatevi di questo. Io devo affrontare questa storia. Rispettare le autorità non serve. La mia autorità è Dio. Dio ha dato le persone sulla terra. Con le autorità che io devo sottomettermi. Abbiamo vissuto 4 giorni così, no? Io devo sottomettermi. Ossia, Dio mi dà delle persone e io devo affrontare questa storia. È il mio pensiero che mi guida, è il mio individualismo, è il mio egoismo. No, io cammino con le persone, io servo le persone, io sto adempiendo la volontà del Signore in camminare e servire le persone. Io non sono il centro della storia. La mia mentalità oggi è avere degli uomini passivi, le donne decidendo le cose e la famiglia soffrendo, e lasciando le donne, lasciando i figli con le decisioni. Dove sei un uomo di casa? Quello che prende le decisioni assieme con la sua famiglia, che cammina assieme. Cristo è l'unica via della salvezza, non c'è l'altra. O mondo ti insegna l'altro principio. E come eu sono un codardo, può darsi sì, passiamo adesso. No, io sono un coraggioso che dico: è Cristo l'unica salvezza, è la via, è la verità, è la vita. Ossia, não é a bontà humana que me porta alla salvezza, é o sacrifício di Cristo. Non è perché è buono che merita una salvezza.
No, è per grazia che siamo salvi, perché Cristo ha dato la vita lì. È lì che eu devo crescere. Eu não estou cercando meu benessere, la mia apparenza. O bello eu amo, o bruto eu abbandono. No, è Cristo. Eu sono un servo di tutte le persone che mi danno. Perciò eu devo imparare a rifiutare quel concetto che non sono nella parola do Signore. E Dio vuole di uomini coraggiosi per affrontare questa mentalità che sta entrando nel mondo. Io non posso stare in silenzio con quello che io non sono d'accordo. Perciò noi dobbiamo togliere le pietre di quello che io sono giusto, soprattutto nella mia casa, nella mia famiglia, e impedire che queste filosofie, che queste cose dannose possano distruggere le persone che io amo. Ma devo avere coraggio. Eu devo avere coraggio. Perciò è molto facile combattere e essere accettato, oppure è facile combattere e non essere accettato? Perché tante volte noi vogliamo essere accettati e perciò io mi lascio essere trascinato. Non posso. È facile combattere per un valore che il mondo ama, ma che il cristiano odia. Eu devo imparare a combattere per un valore che il mondo odia. Um valor que Cristo me ensina, e não por um valor que eu penso que é importante. O valor que é importante é aquilo que Cristo te ensina. Perciò é muito fácil combater por um valor que o mundo ama, mas o cristiano deve odiar, é fácil. Abbiamo bisogno di uomini coraggiosi. Dove sono Giovanni Battista? Che cosa Giovanni Battista predicava? Qual era a parola? Uma frase semplice. Convertitevi. Tutti noi abbiamo bisogno di conversione, una in Cristo, e dopo un processo di conversione ogni giorno, perché la nostra trasformazione è un abbandono di un male, per essere convertiti tornando a Cristo, per vivere una vita di santificazione. Razza di vipere, convertitevi, ravvedetevi. Era la predicazione di Giovanni Battista, e noi stiamo predicando in modo molto leggero. Io non vorrei offendere le persone, ma Giovanni Battista era prezioso e era pronto a affrontare le situazioni. Abbiamo bisogno di un apostolo Paolo, che il porta era Cristo e non la mia vita. Abbiamo bisogno di apostolo Paolo dentro della nostra comunità. Abbiamo bisogno della semplicità e la chiarezza di Gesù, dove era preciso e chiaro. O messaggio è così. Ma io... O messaggio è così. Giovane ricco va via, Gesù lo ama, ma lascia andare. Abbiamo bisogno di uomini coraggiosi, che hanno un valore, un concetto preciso di Cristo, e stiano pronti a difendere questo. Abbiamo bisogno di quello che non hanno paura della solitudine e dell'abbandono. Qual è il problema di essere rifiutato dalla gente? Qual è il problema di essere esclusi dalla gente? Basta essere com o Signore. E se la gente non vuole camminare con me, il problema è loro. Cristo è finito la sua storia da solo in una croce, ma aveva un principio chiaro per noi. Può darsi che la mia vita finirà da solo in un luogo, ma io ho difeso sempre il valore di Cristo. E è questo gruppo di persone che noi dobbiamo appartenere, coraggiosi. Perciò ci sono tante persone in questo mondo che sono coraggiose per difendere i valori che sono momentanei. Ma noi abbiamo bisogno di uomini e delle persone che siano coraggiose per difendere i valori eterni che non cambieranno mai. E noi abbiamo questa responsabilità. Noi dobbiamo essere consci che il nostro combattimento è contro il valore del nemico. E noi dobbiamo impedire che questo valore possa entrare nelle nostre chiese, ma soprattutto nelle nostre famiglie. Dobbiamo essere coraggiosi e sicuri che veramente quello che io credo, io devo manifestare. È facile di accettare la parola del Signore qua. È facile sentirsi con la parola del Signore qua, ma mettere in pratica è per i coraggiosi. E il Signore vuole una generazione di uomini coraggiosi. Sei pronti? 3 persone siete pronti? Ok. Povera Chiesa Battista Agape. Numero 2. L'altra caratteristica di uomini coraggiosi o di uomini veramente nella potenza del Signore sono gli uomini ubbidienti. Che cosa è l'obbedienza? Che cosa è obbedienza? È fare quello che io non desidero. Ubbidire è fare quello che io non sono d'accordo. Ubbidire è fare quello che io non desidero.
Ubbidire è fare quelle cose che sono completamente fuori dai miei principi. Non togliendo di Cristo, mio principio umano. Ubbidienza è questo. Altrimenti è una concordanza e io faccio. Perciò quando noi cominciamo a leggere la storia dei personaggi biblici, loro erano ubbidienti e vivevano nell'obbedienza. Ossia, loro soltanto hanno conquistato passo a passo perché c'era una ubbidienza chiara per il Signore. Noi non possiamo vincere nulla se non c'è una obbedienza chiara per il Signore. E l'obbedienza è importante. Perciò c'è una frase che io dico così: non si può trasformare numa realtà presente se não existe um exército que obbedisce a um comando de azione. Eu não posso transformare questo mondo se não c'è um exército di cristiani in obbedienza a Cristo, in questo comando di azione per trasformare questa realtà. Perciò io devo essere obbediente. In quale modo che Giosuè ha vinto le battaglie? Chi si ricorda? In obbedienza. Mosè lasciava na ordine a Giosuè e Giosuè in obbedienza andava, faceva perfetto, vinceva la battaglia. In quale modo Jericó foi distrutta? O Senhor ha lasciato vari diversi modi di camminare intorno a Jericó, fare questo. Jericó è stata distrutta, obbedienza. In quale modo i discepoli hanno ricevuto lo Spirito Santo in Atti capitolo 2? Chi si ricorda Atti capitolo 1 e capitolo 2? Rimanete a Gerusalemme fino che si scese dall'alto lo Spirito Santo. Che cosa hanno fatto i discepoli e gli apostoli? Sono rimasti a Gerusalemme. E se loro pensassero, adesso sono stanco, vado dall'altra parte, vado a Samaria, vado a Efeso, vado dall'altra parte. Sono rimasti a Gerusalemme e è disceso su di loro la potenza dello Spirito Santo. Nell'obbedienza io comincio a sperimentare le cose preziose del Signore. In quale modo Davide prosperò per arrivare a un re? In obbedienza a Dio e anche a Saul. Ossia, Davide era obbediente, era seu uomo secondo o cuore di Dio, in obbedienza, arriva a essere un re. Qual è il modo che Gesù andò fino alla croce? E fu obbediente fino alla morte di croce. Obbedienza. In quale modo o popolo prosperava, o popolo di Israele? Io e Yasser stiamo leggendo in questo periodo il libro di Seconda Re adesso, stiamo arrivando in Seconda Re, e è interessante, o popolo era obbediente, prosperava. O popolo era disobbediente, crollava. Ossia, Adão e Eva, nell'obbedienza, camminavano com il Signore. Adão e Eva, nella ribellione, hanno perso la comunione con il Signore. O io sono obbediente completamente, o io sono ribelle. L'obbedienza, io comincio a sperimentare le cose del Signore. Nella ribellione, io comincio a soffrire le conseguenze delle mie decisioni. Perciò o popolo di Israele crollava nella desobbedienza. O popolo di Israele cresceva nell'obbedienza. Perciò un uomo di coraggio è obbediente in tutti i passi della vita. Êxodo capitolo 17, 9 e 10 dice così: e Mosè disse a Giosuè. Che cosa dice Mosè a Giosuè? Fate una scelta di uomini e esce a combattere contra Amaleque. Domani o starò sulla vetta del quale con bastone di Dio in mano. Giosuè, che cosa fece Giosuè? Fece come Mosè lhe aveva detto e combatté contra Amaleque. E Mosè, Arone e Ur saliram sulla vetta del colle. Obbedienza, fece tutto quello che doveva essere fatto. E con la obbedienza prospera. Obbedienza è un timore a Dio, è riconoscere Dio, è riconoscere la sovranità di Dio, le cose che io non riesco a vedere con i miei occhi, ma io credo che quello il Signore sta mi insegnando e il Signore mi farà vedere qualcosa più grande e obbedisco. Filippesi 2,12. Così, miei cari, voi che foste sempre, Paulo parlando a questa bellissima chiesa di Filippo, voi che fosse sempre obbediente, non solo quando eu ero presente, ma molto più adesso che sono assente. Adoperatevi ao compimento della vostra salvezza com timore e tremore. Ossia, voi siete obbedienti com la mia presenza, ma continuate a essere obbedienti nella mia
senza, ossia continuate così, Chiesa, e o modo di prosperare sarà fortissimo. Fare parte di una squadra significa obbedienza é básica. O homem de caráter hanno coraggio e manifesto questo coraggio in obbedienza. Obbediência não é quello que eu desidero fare per me, é fora della minha volontà. É quello que o Senhor está me ensinando. Eu devo obbedire nonostante che. Mas é lì que o Senhor me ensina questo princípio. Quando eu vejo dei genitori que ensinam i figli a não essere obbedienti, que estaremos criando uma geração de rebelli e bugiardi. Conosce quella storia? Dica que eu não sono a casa, e lui a casa. Meu filho, dica questo. Tu vai à escola dessa, faz questo. E nós estamos ensinando em nosso filho a bugia, ensinando em nosso filho a desobediência, ensinando em nosso filho a rebelione. E quando vediamo um filho com 20 anni, 30 anni, ma come hai imparato questo? Tu hai insegnato in casa. Tu hai insegnato in casa. Insegnate ai vostri figli a obbediência. Manifestate com i vostri atti di obbediência, in modo che il vostro figlio possa vedere nella tua vita una persona con timore e temore del Signore, di obbedienza. E voi state creando una generazione dei figli obbedienti. Perciò, genitore, quello che tu fai anche di nascosto, i tuoi figli vedranno e faranno. Perciò sii obbediente ao Senhor e tu creerai uma geração que amerá com o Senhor em obediência. Terzo ponto di uomini coraggiosi está um homem com visione. Perciò Dio vuole uomini con visione, ossia vedere oltre e não vedere soltanto le nostre scarpe, andare oltre, ossia guardare lontano. E é ali que o Senhor vuole. Perciò c'è una frase importante quando dice: noi dobbiamo imparare a avere degli uomini che trasforma la crisi in conquista, trasformare il dolore in gioia, trasformare i giganti in cavalletti. Noi dobbiamo essere dei uomini che vediamo una situazione critica, ma con la visione del Signore io trasformo. E è interessante che quando abbiamo la visione del Signore io vedo oltre. Abraão, quando estava per offrire o seu filho Isaac, qual era a visione di Abraão? Che si ricorda del testo? Lui credeva nella risurrezione. La visione di Abraão non era offrire o seu filho qua. La sua visione è sapendo che in obbedienza io offro mio figlio, ma io credo nella risurrezione. La visione va oltre. E o Signore ci insegna questo. Abraão non poteva avere i figli, ma il Signore ha dato una promessa: e tu avrai tanti figli come la sabbia del mare, tu avrai come le stelle del cielo. Ossia, la visione di Abraamo è anche non avendo figli, avrà una generazione che non si può neanche numerare, di tanto grande che è. La visione va oltre a quello che io vedo con gli occhi umani. Ossia, Mosè aveva una visione di una terra promessa e non è entrato nella terra promessa, ma aveva la visione. Enoque vedeva o Signore e Dio lo ha rapito. Paulo vedeva delle conquiste mentre non camminava nella conquista. Davide vedeva o tempio che il suo figlio ha costruito. Davide vedeva tutto con la visione del Signore. O Signore ti dà delle situazioni difficili, ma la situazione difficile non è per fermarmi, è per avere una visione che cosa il Signore vuole insegnarmi oltre a questo. Oltre a questo. Io non mi fermo davanti a un momento critico. Io devo guardare che cosa il Signore mi sta insegnando con la sua visione. Un uomo coraggioso ha questa obbedienza e ha la visione do Signore che vede oltre a quello che gli occhi umani vedono. Perciò noi dobbiamo vedere opportunità. Tante volte pensiamo: ma non sono stato chiamato. Tu sei stato chiamato sì. Dove è lo Spirito Santo? È in te per fare le cose del Signore. Tu hai una chiamata, manifesta questa chiamata per il Signore. O Signore ti ha chiamato alle cose grandi. Tu non sei il centro è il Signore. Io non posso allontanarmi da un momento critico. Io devo affrontare con la visione che il Signore mi ha dato, con coraggio e con obbedienza al Signore. Perciò io devo vedere gli altri prima, perché quando io vedo a me prima, non funziona. Ma quando eu comincio a vedere la generazione che Dio mi ha donato, io comincio a vedere la visione del Signore per la futura generazione. Dio non divide la gloria.
Dio non soddisfa i desideri egoistici umani. Dio manifesta la sua grandezza e la sua gloria, dando-te le situazioni critiche, in modo che la visione di Dio possa apparire e con coraggio e obbedienza io posso trasformare quella crisi in una benedizione e una gloria a Lui. Davide in quel momento c'era un gigante, era una crisi, ma lui ha avuto una visione del Signore e ha distrutto. Jericó è stata distrutta perché c'era una visione di Giosuè. La terra promessa è stata conquistata perché c'era una promessa, c'era una visione. E Cristo Gesù, quando era battezzato in quel momento, che non era necessário il suo battesimo, vedeva la croce, pensando in noi. Aveva una visione. E noi dobbiamo avere la visione del Signore. Perciò noi dobbiamo essere come Giuseppe. Giuseppe era dentro di un carcere, ma aveva una visione che lo ha portato a essere la seconda persona più grande del mondo. Noi dobbiamo avere la visione di Caleb e Giosuè, quelli spia che sono tornati e dicevano: sì, ci sono gli uomini giganti lì, ma noi, mio Signore, possiamo distruggere. È quello che il Signore desidera da te. Abbiamo delle situazioni critiche, ma se il Signore è con noi, andiamo e facciamo. O Signore vuole usare gli uomini coraggiosi con l'obbedienza e con la visione, e fareste grandi cose alla glória sua. Caleb, Giosuè, Giuseppe, uomini di coraggio con visione come Davide, vedeva il problema, ma subito vedeva la soluzione. Basta di uomini che si trattengono nel problema, basta. Problema sempre avremo. Finiranno 5, arriveranno 40, ma non si deve fermarsi. O Signore è con noi e ti darà la visione per la soluzione di qualsiasi momento critico. Perciò io devo avere la liberazione del Signore per questa conquista. E l'ultimo e quarto punto è di essere uomini perseveranti. Io non posso essere una persona che nella prima difficoltà si ferma. Luciano, Eliseu, qual era l'argomento que se abbiamo sentito diverse volte la frase? Não se abandona una família. Quello che tra poco condivideremo. Não se abandona una chiamata del Signore. Non si abbandona una sfida del Signore. Non si lascia indietro quello che il Signore ci ha dato nelle mani. Io sono responsabile per una opera. Dio ha dato una responsabilità grande. Prendi in mano, agisci. Ah, non è più il mio tempo. Come non è il tuo tempo? Quando tu hai preso una decisione, è per mantenere fino alla fine. Uomini di combattimenti sono perseveranti. Perciò io devo mantenere i miei impegni. Io devo mantenere impegni presi nonostante. Puoi immaginare Davide se davanti a quello Goliat e diceva: non è con me, è troppo grande. Puoi immaginare Davide? C'era questa storia per noi oggi? Puoi immaginare in quel momento Mosè? Questo popolo è troppo stancante. Signore, basta. Puoi immaginare Giosuè? Comincia a girare la città di Jericó, dopo il secondo giro dice: non è successo niente, devo fare anche gli altri giorni. Basta. C'era una storia di Jericó? C'era una storia di Giosuè? No. C'era una storia di Davide? No. C'era una storia di Mosè? No. C'era una storia di Elia e diceva: con questi 400 e qualcosa là non vado. No. Ma c'era una storia perché loro sono stati perseveranti. Tu vuoi scrivere una storia per il Signore? Sia perseverante nei momenti più difficili. Sia costante nei momenti più difficili. Inserisci la tua priorità di vita nei momenti più delicati. Sia costante quando sembra che tutto è buio. È lì che tu comincerai a scrivere una storia. È lì che tu lascerai registrato qualcosa importante. È quel momento. Paulo, in quel momento che c'era delle gente che diceva: tu non puoi neanche mettere i piedi qua, Paulo. Io vado. E Paulo non abbandona. Giovanni non abbandona. Perciò noi non possiamo trascurare le responsabilità che il Signore ci ha donato. Se noi vogliamo essere uomini di coraggio, la costanza e la perseveranza fanno parte. È lì che la grinta nel Signore. Pietro non abbandona. Ha litigato con Paulo pubblicamente e era lì. Dio ti sta chiamando a una opera grandissima, ma la tua costanza è fondamentale.
Io non posso trascurare una chiamata del Signore. Tu ce l'hai. La vita non è come io desidero. La vita non è così. La vita è difficile. La vita non è una passeggiata. Ma io non posso desistere della chiamata del Signore. Eu devo continuare saldo nei miei principi com o Signore. Eu não devo transcurar i miei valori spirituali con Dio. È la costanza. Io sono messo alla prova ogni giorno, ma io non posso abbandonare quello che il Signore mi sta chiamando. I piaceri di questo mondo ci sono tanti, ma non posso essere trascurato. Perché il centro non sono io. Il centro è Dio. È Dio. E Dio non ha desistito da me. Dio è arrivato al punto di inviare il suo figlio Gesù per morire per me, perché Lui non ha desistito in nessun momento da me. Anche se io sendo ribelle, anche se io sendo così, anche un peccatore, anche tutto questo che io sono, Dio ha sempre cercato un sogno per me e ha inviato il suo figlio Gesù per me. E è questo che ho imparato del mio Dio. Io devo vivere. Io non posso desistere delle responsabilità che il Signore mi ha dato. Quali sono le tue responsabilità? Quali sono i tuoi impegni? Prendi e tu vedrai le benedizioni che ti seguiranno e tu vedrai i miracoli che accompagneranno a te, perché il centro è Dio e è Dio che mi insegna. Perciò io devo imparare a avere il coraggio di Gedeone, io devo imparare a avere l'obbedienza di Giosuè, io devo imparare a avere la visione di Davide, io devo avere la costanza e la perseveranza di tutti gli eroi della fede. Ma se io vorrei avere una vita tiepida, la mia vita sarà tiepida, la mia vita sarà tiepida, la mia vita sarà tiepida, che Dio dirà, è per questa persona qua che ho salvato, ho dato il mio Santo Spirito, e ho dato mio figlio e continua con questa vita tiepida. Dio vuole di te una vita piena dello Spirito per manifestare la potenza di Dio con coraggio, con obbedienza, con costanza e con la visione del Signore. Dio desidera le persone così. E quando noi avremo la obbedienza, abbiamo il coraggio, abbiamo la costanza e la visione, nessuno ti fermerà e tu scriverai una storia che sarà l'unica. Una storia che sarà l'unica. Perché lo Spirito Santo di amore, di forza e di autocontrollo è in noi. E questo Spirito non è per essere qua nascosto, è per essere manifesto. Amém, Chiesa? Uomini di coraggio, di visione, di obbedienza e di costanza. È quello che il Signore vuole da te e ti ha dato la capacità per essere. E non mi vieni con quella scusa, non ce la faccio. Questa è una scusa. Puoi dire, Dio può contare su di me. Amém? Uomini coraggiosi, obbedienti, con la visione e perseveranti. È quello che il Signore desidera di noi. Preghiamo. Pensa nella tua vita. Nel momento di una grande battaglia, tu hai il coraggio di affrontare o ti nascondi? Non è con me, lascia con gli altri. Quando tu vedi un problema, tu hai una visione di vedere oltre. C'è un gigante, ma tu riesci a vedere quello gigante distrutto e un popolo filistei distrutti? Tu riesci a vedere una città fortificata come Gerico per terra? Tu hai questa visione? La costanza è una caratteristica tua? Tu non abbandona le tue responsabilità? Nostro Padre, la nostra preghiera è che questa generazione che abbiamo questa mattina qua siano di uomini coraggiosi, con la visione in te, consacrati in te, con la costanza, con l'obbedienza in te,
per trasformare una realtà, una storia. Usa, Padre, la tua Chiesa. Usa la tua Chiesa nella tua potenza, Padre. Usa la tua gente, il tuo popolo, Padre, in modo che tu possa scrivere tramite ciascuno di noi una storia che sarà indimenticabile, una storia tua. E usa le nostre vite in questo processo. E che possiamo vedere degli uomini con posizione, oh Padre, di veri cristiani, pronti a una battaglia, pronti a proseguire per una battaglia che tu ci stai sfidando. Ti ringrazio, Padre, perché tu ci hai riempito di grandi cose e che possiamo vivere, oh Padre, alla tua gloria, di battaglia in battaglia, di vittoria in vittoria, di conquista in conquista, di costanza in costanza, in obbedienza in obbedienza, proseguindo con coraggio. Che siano questi uomini, oh Padre, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Può dire il fratello, la sorella al tuo fianco: Costanza, coraggio, coraggio. Obbedienza fa bene. O tu puoi dire: purifica la tua vita con tutte quelle cose che è immondizia e liberati di questo. Amen, Chiesa. Cantiamo, adoriamo. Quale cantico? Questa è la grazia tua, per la grazia del Signore possiamo offrire, per la grazia del Signore possiamo essere costanti e perseveranti, per la grazia del Signore possiamo obbedire al Signore. È il momento delle decima di offerta, è il momento della nostra responsabilità. Per la grazia del Signore io offro al Signore tutto quello che ce l'ho. Possiamo stare in piedi? Possiamo cantare, possiamo offrire al nostro Signore e possiamo camminare in questo momento con il nostro culto. Vince il buio ed il peccato, il cui amore è così grande, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re, che scuote tutto, il mondo intero, chi ci stupisce in ogni istante, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Che spazza via la confusione, che ci ha reso suoi figli e figlie, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re, che guida il mondo con la giustizia, il cui splendore è come il sole, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io
Gesù io canto di ciò che hai fatto in me. Colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio. Degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio. Degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio. Degno sei. Questa è la grazia tua, infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù io canto di ciò che hai fatto in me. Signore, ti ringraziamo per queste decime, per queste offerte, ti ringraziamo perché ci hai benedetto tu in primo luogo, Signore, e ti ringraziamo, Padre, per questo culto, per la tua presenza qui questa mattina, per il tuo amore, Padre, e per tutte le opere buone che stai facendo per la nostra Chiesa, attraverso la nostra Chiesa, che possiamo continuare così ad essere coraggiosi, a essere perseveranti, Padre, che possiamo avere sempre lo sguardo fisso su di te, sulla tua parola, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi? Sì. Potete accomodarvi, ok? Ok, invito qua Luciano e Eliseu. Luciano e Eliseu, venite qua. Esiste un movimento che è iniziato in 2015 in Guatemala che si chiama Leggendari. Io e Yassi avevamo tanti dubbi e abbiamo pensato di mai frequentare, di mai partecipare. Ma questo anno tante persone, i pastori mi hanno consigliato, Pastore Caio, fa. Perché tante volte quando esiste o dubbio è meglio tu sentire e tu prendere le tue conclusioni. Così ho pensato a maggio, più o meno giugno ali, ho deciso, ok, farò, parteciperò. È un evento, non è semplice, sono stato più o meno più di 50 km facendo delle salite in montagna e discese. Abbiamo fatto 4 montagne nella parte di Cuneo, Torino, quella parte lì, e abbiamo ricevuto almeno una trentina di prediche, ok? Durante questo periodo. 3 giorni, 4 giorni praticamente, ascoltando prediche in silenzio. Parlare sottovoce non è silenzio. E così siamo stati lì molto disciplinati e è un'esperienza unica. E dopo che ho vissuto questa storia oggi, ho detto, è bello che gli uomini della nostra Chiesa possano partecipare. Noi siamo confrontati per era un solo punto, essere un uomo in famiglia, un uomo a casa con la moglie e con i figli. Era solo questo l'argomento, di essere veramente un uomo. E c'è una parola in spagnolo che è ombrietà. In italiano non c'è questa traduzione, ma significa di essere con la virilità, con la responsabilità di essere un uomo dentro di casa. E perciò siamo stati molto confrontati in questo periodo. Io devo confessare che nel secondo giorno, quando ho fatto una discesa di quasi 4 ore, 5 ore solo di discesa, le mie gambe hanno detto basta. Ma i responsabili hanno detto a me, non si abbandona la famiglia. Sì, ma non ce la faccio, le mie gambe e i miei piedi, io sapevo che c'erano anche 3 montagne da salire. Io ho detto, ma non ce la faccio, non si abbandona la famiglia. Ma se io c'è un treno che io posso andare a Torino, non si abbandona la famiglia. E tutto il mio gruppo, che era la mia famiglia, eravamo 200 e qualcosa uomini, no? E il mio gruppo eravamo in 10 e tutto loro hanno deciso, prenderemo cura del nostro capitano, che era il capitano.
e loro portato il mio zaino, 14 kg, e hanno mi spinto e hanno camminato con me, perché non si abbandona la famiglia. Ok, io penso che Eliseo e Luciano vogliono condividere qualcosa qua con la Chiesa oggi. Così c'è questa divisa appartiene a questo gruppo che è cominciato in Guatemala, si è diffuso in diversi paesi del mondo, soprattutto in Brasile, e adesso il prossimo incontro sarà il 25 a 28 di settembre, sempre lì nella zona di Torino. Qualche informazione potete parlare con noi. Luciano, condividi qualcosa con la Chiesa. Io non ti tradurrò perché tu parli benissimo italiano. Buongiorno Chiesa, Pace. Vediamo se riesco a parlare in italiano, nel senso che possa esprimere tutto quello che ho vissuto in montagna. È un'esperienza bellissima, come ha detto il pastore, sono 4 giorni intenso, che magari uomini o anche i giovani magari stanno pensando, ma che cosa vado a fare in montagna a cercare Dio, se posso magari trovare a casa mia o in chiesa, in quello che è, perché sappiamo tutti Dio è potente, onnipresente, onnisciente e poi in realtà appare in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento. Però nella nostra vita di corsa, nei nostri giorni, non ci fermiamo per essere lì senza cellulari, senza TV, senza la famiglia, senza gli amici da fianco. E lì tu sei, diciamo, solo tu e Dio. Lui ti prende, lui per forza, se tu non è andato con quel desiderio o con il cuore aperto, con la mente aperta, lui ti prende, perché sono dei momenti incredibili. Non posso in parola esprimermi quello che è successo in montagna, e anche se potessi parlare l'esperienza vissuta lì, no senso, il pastore já ha detto qualcosa, non si può dire, ma ha detto già. Ma io voglio incoraggiarvi a tutti. È un movimento che ha detto il pastore che è nato in Guatemala, che sta si spargendo in tutto il mondo, è arrivato in Italia. Il primo incontro che abbiamo fatto settimana scorsa, adesso abbiamo l'opportunità di fare di nuovo a settembre, e io vorrei che il Spirito Santo è lui che fa la differenza, no senso che può toccare in ogni cuore di uomini, di giovani qua, di fare questo incontro. È una trasformazione tremenda, perché io ho vissuto questo, la mia famiglia sta vivendo adesso a casa mia, perché sapete tutti che magari qua veniamo sorridenti, come stai Luciano? Sta tutto bene, ma non sappiamo l'intimo di ogni cuore dei nostri fratelli, perché ho sempre detto a casa mia, magari là andiamo con una maschera e a casa togliamo quella maschera e torniamo a essere, diciamo, la persona di ogni giorno. E non deve essere così. Succedeva con me questo, che venivo qua ogni volta, e non venivo con quella voglia, con quel desiderio, con quell'amore, con quella passione. Venivo perché sapevo che Dio esiste, perché avevo temore di Dio, e adesso lo so che ancora sono un essere umano debole, fraco, no senso, vado ancora a sbagliare. Ma lì ho imparato che Dio è sempre da tuo fianco. E una cosa che ho imparato, due anzi che ho imparato, non lo so se tutti quanti conoscono le sneaker e cioccolatino. Sneaker non si compra, si conquista. Si conquista. E la seconda cosa più importante ancora è che la famiglia non si abbandona. Per qualsiasi cosa che stai affrontando a casa, a lavoro, nella vita quotidiana, giornaliera, la famiglia non si abbandona, ok? È una cosa che abbiamo imparato lì. Ahu!
Conheço Eliseu, che la Chiesa penso che non conosce, è arrivato da poco dal Brasile. Parla italiano? No, pace igreja. Per ora ho bisogno di un traduttore, Ok. pastore, mio traduttore. O movimento legendário Il movimento leggendario cresceu muito, começou em 2015 na Guatemala, è assim como iniziato foi nel feito, 2015 in Guatemala, como foi falado aqui pelo pastor. come già ho detto prima. No Brasil chegou em 2017 In Brasile è arrivato nel 2017 e o Brasil ele está em segundo lugar em mais pessoas que participaram do Legendário. il Brasile è in secondo posto nel gruppo più grande di leggendari che hanno partecipato in tutto il mondo. E a gente vê nas redes sociais, E eu abbiamo visto mesmo tenho nelle parentes, social. amigos. Ho visto dei amici, parenti. E quem não é curioso, né? E chi non è curioso? E a curiosidade me levou a ver, né? E la curiosità mi ha portato a vedere. A ir para os legendários para descobrir o que acontece no legendário. E come un leggendario volevo scoprire che cosa succedeva in Mas, questo evento. infelizmente, o que acontece na montanha fica na montanha. Nós não Purtroppo, podemos quello che falar. succede in montagna deve rimanere lì. Nós- Se qualcuno andrà, scoprirete perché noi non possiamo dire, perché ogni momento è una sorpresa. E se noi diciamo quello che succede, si perde la sorpresa, quello che trasforma. Então nós aqui, igual Non o è pastor niente di falou, nascosto, ok? nós só damos uma pitadinha de sal para aumentar a curiosidade de vocês. Parliamo solo di un piccoli punti qua per crescere la vostra curiosità. Mas o que eu vi Ma quello che ho visto lá, lì, o movimento il legendário, movimento leggendario, eu vou simplificar io semplificherò, como um ferreiro. come non faleame, un fabbro, come un fabbro. Nós, homem, Nós, seria homem, como o ferro, Noi uomini sarebbe come uma un barra ferro, de ferro forte. no, né? un ferro forte, Mas aí o ferreiro pega Mas- a barra de ferro ma il fabbro prende la barra di ferro e coloca no fogo. e mette sul fuoco. E o fogo, Il fuoco ele amolece o ferro. ammorbidisce il ferro. E quando o ferro está mais mole, ele coloca na água para esfriar. E quando il ferro comincia a essere più morbido, inserisce nell'acqua per modellare. E logo depois, ele, com sua marreta, vai modelando. E dopo con il suo martello comincia a modellare. Assim eu vi lá Così ho vissuto lì vários homens diversi uomini fortes forti que se achavam que era o Todo-Poderoso, che pensavano di essere que sabia tudo. que Que estava grandi tudo bem. potenti che sapevano tutto, Porém, ma quando o legendário número 1, que é Dio, quando il leggendario numero 1, che è Gesù, começou a falar com eles comincia a parlare e con começou a ogni persona, moldar eles, e cominciò a modellare loro, eles viram que eles são apenas um instrumento e loro hanno percepito che erano soltanto un attrezzo na mão de Deus. nella mano di Dio. E Deus o transformou eles lá. E Dio lo trasformò lì. Quando você vê as pessoas falando, meu marido voltou transformado. Quando tu senti, Da mio montanha. marito è tornato trasformato, É verdade. è vero. Mas para que haja isso, Ma perché succeda questo, você tem que abrir o coração tu devi aprire il tuo cuore e dar espaço a Deus e dare spazio a Dio, para Ele te transformar. in modo che Lui possa trasformarti. Mas vimos lá também Ma abbiamo visto anche lì pessoas que foram persone che sono andate com a curiosidade, con la curiosità, alguns até com raiva. anche qualcuno anche un po' con ira. Assim foi falado lá. Hanno detto là così. Porém, Ma Deus o transformou e quebrou ele lá. Dio ha trasformato e ha rotto lì. O quebrar Mas que eu pensado. falo é como o vaso. O spezzare il cuore è E come un muitas das vaso. vezes o vaso tem que ser quebrado Tante volte il vaso deve essere spezzato para ser refeito. per essere rifatto. E quando ele é refeito, E quando è rifatto, ele é passado pelo fogo è passato per il para fuoco ter mais resistência. per avere più resistenza. Então, eu Dunque, aconselho a eu vi cada um que consiglio está aqui, a ciascuno di voi, mate a sua curiosidade. Vá Vá. aos legendários. va al leggendario. Vocês não vão se arrepender. Non vi pentirete, E as suas soprattutto le vostre esposas famiglie. também. E as suas esposas também não vai se arrepender E que soprattutto le vocês vostre vão. spose.
Uma das experiências que eu tive lá Una delle esperienze che ho vissuto lì foi isso, è de stata estar questa, aqui hoje de essere falando para vocês. parlando con voi. Assim como o pastor no primeiro versículo falou da timidez, Così come il pastore, io ho detto nel primo versetto di questa mattina sulla timidezza, eu sou muito tímido io sono molto timido. e muitas das vezes tinha oportunidade, mas eu sempre se esquivava. Tante volte eu avevo le opportunità, ma io sempre allontanavo. Assim como o Como Luciano falou Luciano ha detto, do chocolate, del cioccolato. lá no momento do chocolate, Là nel momento del cioccolato, o meu capitão il mio capitano começou a olhar ha cominciato a guardare para escolher da per família. scegliere uno della famiglia. E naquele momento eu fui me encolhendo. In quel momento mi sono nascosto. Agora un po'. você imagina, Puoi desse immaginare, tamanho, io con questa misura, tentando se esconder. cercando di nascondermi. Porém, Deus Però, já tinha colocado no coração do meu capitão. ma Dio già aveva messo no cuore del mio capitano E ele escolheu e lui ha scelto parceiro da família un de compagno di famiglia 58 anos, di 58 anni e que, no momento que estava lá, durante o percurso, ele passou mal. che durante la camminata lui si è sentito male. Ficamos muito preocupados com ele. Siamo stati un po' preoccupati con Mas lui, ma Deus entrou com providência, que através da oração, e con la preghiera, quando nós imaginamos assim, a equipe médica pediu para ficar com eles e nós seguimos. la squadra medica ha caminhada. chiesto di rimanere con lui e loro hanno Porém, em proseguito, questão de 5, 10 minutos, ma dopo 5-10 ele já minuti estava conosco. lui già era con noi. E o que mais nos fortalecia E quello che ci fortificava di era più que a gente via è che noi pessoas. vedevamo le persone, Lá havia um senhor de 75 anos. aveva un uomo di 75 Então, anni, não há idade non ha età, para você ir lá. Basta você querer. basta volere. E todos subiu a tudo- montanha, e assim como o pastor falou. Família não abandona a família. A Bill non abbandona la famiglia. Amém. Amen, grazie. Grazie, bello. Ok, Marcia, c'è l'altro slide lì del gruppo di uomini? Chi è là nella proiezione? Lucas. No, non c'è nessuno là. Marcia, vai lá, vai lá. Ok, cari, il prossimo leggendario sarà il 25 e 28 di agosto. Io, Luciano e Eliseo, settembre. Io, Luciano e Eliseo abbiamo, come si dice, non un ticket, ma abbiamo la possibilità di inviare una persona a un prezzo molto più basso. Costa perché abbiamo delle ambulanze che stanno sempre intorno al gruppo, abbiamo dei medici, c'è una preparazione, una formazione, tutti i comuni sono informati, anche abbiamo tutte le documentazioni per fare tutta questa camminata. È molto interessante. Come ho detto all'inizio, io e Assi eravamo molto contrari. Oggi posso dirvi, non sono un contrario. Appoggio a tutti gli uomini a andare. Ok? Se volete oggi parlate con noi tre. Noi possiamo dare un ticket lì, ma loro ci pagheranno un pranzo, no? Giusto, no? Ok. Avete trovato lì? Ok, leggendario è un passo. È solo un evento. Ma quello che noi vogliamo camminare con questa chiesa sono con gli uomini. E noi 15 di settembre faremo qua una cena in questa chiesa e verrà il responsabile di questi guerrieri, che sono 4 libri che noi staremo lavorando. Il prossimo, ok? Prossimo, quello che ho inviato ieri. Sono gli argomenti che noi affronteremo con gli uomini in piccoli gruppi. Camminare con Dio, matrimonio, formazione di figli, soldi, sesso, lavoro e purezza. Ok, saranno più o meno 2 anni di camminata con gli uomini qua di questa chiesa per lavorare su questi argomenti. Guerrieri è un materiale stupendo e meraviglioso. In Italia sta iniziando, siamo riusciti a parlare con il responsabile in Europa di fare la traduzione di tutto questo libro per italiano. E così 15 settembre saremo qua in chiesa, il responsabile parlerà con noi, ci spiegherà come saranno questo corso, perché non basta il leggendario, si deve avere dopo la sequenza, il processo dove si crea la radice. Luciano, Eliseo e Caio hanno vissuto le esperienze interessanti, ma arriveranno dei momenti difficili e se non c'è una radice forte si crolla. Così molto importante, così noi creeremo piccoli gruppi di uomini nella Chiesa che staremo studiando questi argomenti di guerrieri di Dio, ok? Qualche dubbio potete parlare con me, con loro. E 15 settembre le donne inviate i vostri mariti, ok?
se voi lasciate i vostri mariti a casa, ok? Prendete i vostri figli e andate in chiesa 15 settembre alle ore 20. Loro mangeranno qua, ma soprattutto scopriranno tante cose bellissime in questo incontro. Ok? Bambini, venite qua, anche i monitori, preghiamo per voi. Staremo adesso inviando i nostri monitori, bambini. Comincia questo pomeriggio alle ore 18 il nostro campeggio. Ci sono gli altri avvisi lì, prima che loro arrivano qua? Marzia, gli altri avvisi? Ok, H-Move. Ah, il primo compleanno, anniversario di H-Move, 25 di settembre, ok? Saremo qua. Ragazzi, giovani, portate i vostri amici, i vostri nemici, ok? A questo evento. Prossimo avviso? Ok, convegno di coppia, già fatto la tua iscrizione? Uomini, per favore, con coraggio andate lì, iscrivete vostre famiglie, vostre mogli. Convegno di coppia 21-23 di novembre, ok? Ok, l'altro avviso finito. Ok? Quindi non dimenticare. Prossima domenica avremo dei battesimi. Finiamo il culto qua, andiamo a fare un picnic ao Piave e lá vediamo come fare il battesimo, ok? Prossima domenica battesimo con picnic. Non dimenticare di portare qualcosa da mangiare e da bere per stare insieme là. Ok, questa è una parte della squadra, no? Che andranno adesso al convegno, ao campeggio dei bambini. Venite qua sopra, vieni. Ok, preghiamo, vieni. Vieni. Esatto. Ok. Bello. Bene, ok. Bello. Possiamo stare in piedi? Preghiamo per loro. Sì, di Belluni, Conegliano e Padova, ok? C'è tutte queste sedi anche. C'è una bella squadra, saranno una cinquantina, no? 28 bambini, wow! Ok, preghiamo. Nostro Padre, grazie perché in questo momento possiamo inviare questo gruppo per una grande battaglia e che questa battaglia, Padre, possiamo vedere la tua vittoria, che tu possa conquistare ogni cuore di ogni monitore, di ogni bambino e che loro possano ritornare con la gioia in te, oh Padre. Fortifica loro e che possiamo vivere una grande esperienza lì in questo periodo, che sia una settimana piena di benedizioni. La tua grazia e il tuo amore, Padre, possa riempire quel luogo. Ti ringraziamo, Padre, perché tu ci sei e questo evento è tuo. Invia, Padre, è con te, protegge, guida e sia con ogni momento lì, oh Padre, nel nome di Gesù, le tue benedizioni. Amen, Signore. Amen. E Dio vi benedica. Bella battaglia. Amen. Ok, potete scendere, potete accomodarvi. Ok, dopo non dimenticare di dare un abbraccio in ciascuno di loro e pregare per loro questa settimana. Ok, Chiesa? Ciao, buona domenica.